Quinta corsa, premio Mandor, 5-6 anni al via, sono in 12, 1 Alfredo Di Pamaglio Capanna, 2 Amos Trab Roberto Andreghetti, 3 Zorro Leo Sandro Miraglia, 4 Tollo dei Greppi Enrico Fiaschi, 5 Zolina Rec Marcello Di Nicola, 6 Abramo Petral Marco Stefani, seconda fila 7 Arcano Fnando Marco Basile, 8 Zagor MTT Francesco Pettinari, 9 Adelasia Vincenzo Mango, 10 Artes MG Andrea Baveresi, 11 Aboli Andrea Dettori, 12 Azzurra Marc Daniele Cuglini. Stacco della macchina, velocissima, Azzolina Rec, scavalca Zorro Leo e prende il comando. Poi vediamo Amos Rab in terza posizione su Atollo dei Greppi. Curva con Azzolina Rec in vantaggio su Zorro Leo, Amos Rab che rientra agli avversari, mentre a largo ha un'incertezza Aboli che era partito bene dalla seconda fila ma si rimette al volo mentre rompe Atollo dei Greppi. 15-1 i primi 200 metri. Numero 4 Atollo dei Greppi squalificato. Anticipa Aboli e va lui direttamente a contatto della battistrada, che però vuole correre al comando, avere il posto per sistemarsi secondo l'allievo di Gaspare Tranchina. Così è, quindi parcheggia secondo Amos Rab su davanti a Zorro Leo, ma rimane in mezza ruota perché sta avanzando Aboli, probabilmente lo anticiperà ancora. Vedremo le scelte tattiche con Azzolina Rec sempre in vantaggio, che percorre i 600 metri in 45,7. Rimane secondo Amos Rab e quindi rimane scoperto Aboli che si trascina all'esterno Zagor MTT, all'esterno anche Artes MG e Azzurra Marc. 15-8 qui davanti le tribune, 1-1,5 il parziale del giro, con in vantaggio sempre Marcello Di Nicola con la figlia di Non Solo Bar, Azzolina Rec, che ora deve fronteggiare l'attacco di Aboli. Amos Rab è seconda alla corda, chilometro in 1:17,3, insiste Aboli all'esterno. Poi vediamo che Azzolina Rec cerca di reagire, ma c'è lo scatto anche di Zagor MTT che viene cattivo in terza ruota, 14,5 la retta di là, insiste Francesco Pettinari, intanto trova la destra libera anche Amos Rab. Aboli deve fronteggiare l'attacco di Zagor MTT, si avvicina in maniera molto pericolosa Amos Rab. Azzolina Rec è un po' stanca, ultima curva passata in 14,6, retta d'arrivo, 3 cavalli a ventaglio, Aboli, Amos Rab in terza ruota, numero 9 Adelasia MTT, ultimi 50 metri, ma Aboli ancora buone energie per vincere bene su Amos Rab e al terzo Zagor MTT davanti a Artes MJ. 1:15,2 la media al chilometro, 29 a chiudere. Bella conferma di Aboli in percorso esterno dopo la vittoria sicuramente più facile l'altra volta. Oggi ha vinto ancora molto bene nonostante il numero 11, e vediamo con Alessandro Dettoris che vince molto bene in scioltezza. Buon secondo Amos Rab, lo vediamo finire a centropista, battere un altro tanto valido Zagor MTT. Ed è tutto per la quinta da Bologna.